Questa sera sono arrivate grandi notizie per i tifosi di Napoli e Juventus, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare susciterà l'emozione di tutti gli amanti del calcio italiano. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più caldi e rilevanti. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che sta accadendo dietro le quinte del mercato dei trasferimenti. Prima di tuffarci in queste incredibili informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sul nostro calcio. Ora passiamo agli affari. Tra due colossi della Serie A si sta articolando qualcosa di impressionante e sembra che al centro della disputa sia una giovane stella. Napoli e Juventus hanno messo gli occhi su Angelo Bonni, attaccante del Parma. A soli 21 anni, il giocatore si è distinto in questa stagione, attirando l'attenzione per la sua stazza fisica, la tecnica raffinata e la versatilità in campo, potendo giocare sia come centravanti che in posizioni più aperte. I suoi 3 gol e un assist finora sono solo una parte di ciò che offre, con una maturità tattica rara per un giovane della sua età. Sia Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sia Cristiano Giuntoli, allenatore della Juventus, avrebbero avviato i contatti con l'agente di Bonni, Federico Pastorello, nel tentativo di assicurarsi questo giovane promettente. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Bonni è il pezzo mancante per rafforzare l'attacco del Napoli o della Juventus. E quale club beneficerebbe maggiormente dell'arrivo di questo gioiello della Serie A? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro del calcio italiano e sui movimenti del mercato dei trasferimenti.